Violento incendio nella notte nei pressi di Magredis, frazione del comune di Povoletto in provincia di Udine. Una stalla adibita a deposito di attrezzi e foraggio per animali è andata completamente distrutta. Sul posto stanno tuttora operando per le operazioni di bonifica e messa in sicurezza diverse squadre dei Vigili del Fuoco, giunte da Udine, Gorizia e dai distaccamenti di Cividale e Gemona. Il fuoco è stato domato solo alle prime luci dell'alba. Almeno 600 le rotoballe divorate dalle fiamme. Per fortuna, seppur i danni sono ingenti, non sono state coinvolte persone e animali. Senta, ma cosa vi avevano garantito dopo la chiusura della fabbrica? Oh no, ci avevano detto che c'erano degli interessi per l'acquisizione della SPA, parlavano di 8 interessi, no? Di acquisizione, però non so, sono tutti scappati, poi si sperava, anche noi forse dentro di noi ci si sperava che succedesse qualcosa, perché dopo tanti anni di lavoro questa ditta qua era grande, chi pensava che si chiudesse così in poco tempo, cambiasse completamente. Perché vi hanno lasciato, possiamo dire, in braghe di tela dal giorno alla notte? No, eravamo già un po' preparati perché c'era già la crisi, cassa integrazioni, poi eravamo già un po' di tempo, si lavorava santoriamente, chi più, chi meno, però si vedeva che c'era qualcosa, però dentro di noi c'era sempre la speranza, si sperava perché si diceva, boh, verremo fuori, succederà qualcosa, finirà la crisi, però purtroppo adesso, come le dico, siamo qua, andare a trovare anche un posto di lavoro, un'impresa. Mi dispiace anche per tutti i miei colleghi qua. Quanti siete in totale? 75. 75 dipendenti più relative famiglie a casa senza un futuro, questa è la realtà dei fatti. È brutto dirsi, però. Senta, cosa si aspetta dalle istituzioni? Ma io dico la verità, non mi aspetto tanto, io mi aspetto su di me di avere un po' di fortuna, la salute e spero anche i miei colleghi di lavoro abbiano la salute e un po' di forza e volontà e che succeda qualcosa, perché io sulle istituzioni non ho tanta fiducia, dico la verità. Prospettiva nessuno, come le dico che adesso io ho 58 anni subito, ho perso il lavoro, è persa ogni possibilità di trovarne un altro, la pensione è ancora lontana, però le bollette continuano ad arrivare e ormai io mi sento anche un po' estraneo fuori dal mondo del lavoro. Anche perché insomma, diciamo così, alla sua età lei è già fuori dai giochi. Sicuro, le ditte non prendono più gente come me perché siamo vecchi. Forse preferiscono più avere stranieri, ragazzi più giovani di me. Dove si può anche speculare sopra questo discorso? Questo non lo so, però io le ribadisco che siamo troppo vecchi per un'altra occupazione.